Il giorno del giuramento. A Palazzo Chigi, nella Sala dei Galeoni, il premier Giuseppe Conte completa la squadra di governo. La nuova era giallorossa inizia ufficialmente oggi con l'investitura dei 42 sottosegretari e viceministri. Dottor Achille Variati. Achille Variati è il nuovo sottosegretario all'interno, ruolo di prestigio nel nuovo governo che lui saluta così. Un momento di grande emozione. Essere chiamati a servire lo Stato è un onore e una grande responsabilità. Vi dedicherò tutte le mie energie, come ho fatto per tanti anni, al servizio di quei territori, a partire dal Veneto e dalla mia Vicenza, che porto a Roma nel cuore. Achille Variati oggi più che mai dovrà essere un uomo di relazioni, proprio per rappresentare la sua terra. Relazioni a Roma e relazioni anche con il territorio. Spero che indipendentemente dal colore politico, sindaci vogliano, presentarmi le loro istanze, sentire la possibilità di trovare una soluzione sui loro problemi, con semplicità, capisci? Con semplicità, ma anche con verità. Già consigliere regionale Veneto, sindaco e presidente della provincia di Vicenza, presidente dell'Unione Province Italiane, Achille Variati entra così nella compagine di governo. Sottosegretario all'interno, eredita la partita di Matteo Salvini sulla gestione dell'immigrazione, sui porti aperti e i porti chiusi. Porti chiusi, porti aperti. I porti per definizione sono luoghi aperti, ma devono essere fatti con intelligenza, quindi non aperti nel senso che arrivi chiunque e va tutto bene, ma governati. I porti devono essere governati.